riesce abbastanza facile essere essenziale, perché lo studio di questo processo non mi ha riservato sorpresa alcuna. È esattamente quello che mi aspettavo di trovare. Non mi accusate di essere, come sempre, come al solito, polemico, irrituale o quant'altro, ma questo è un processo in perfetto stile Pignatone. Questo è uno di quei processi che si sono cominciati a fare alla Procura di Roma da quando è venuto da Reggio Calabria il dottor Pignatone, pensando che Roma fosse una grande Reggio Calabria e che quindi a Roma potessero valere i criteri, i principi, gli strumenti attraverso i quali si gestiva una procura in una città come Reggio Calabria. Che cosa voglio dire? Che da un po' di tempo a questa parte la Procura della Repubblica di Roma utilizza il processo come strumento di tutela sociale. Oserei quasi dire, se penso al processo che si sta svolgendo nell'aula a fianco ai Casamonica, come strumento di pulizia sociale. Non si processano le persone per quel che hanno fatto, ma le si processano per quello che sono o si presuppone che siano. Guardate, la fluviale, noiosissima, almeno per me, immagino anche per voi, deposizione testimoniale del capitano Ceccagnoli dimostra esattamente questo. Il capitano Ceccagnoli è venuto qui a darci una lettura, una interpretazione, diciamo così, in un'ottica revisionista della criminalità romana negli ultimi 15-20 anni. È partito dagli anni 2000, ha preso in considerazione la banda della Magliana, e quella non manca mai, stavo per dirlo, la presenza di Sibbio ovviamente importa di parlare del processo della Maranella, di quelle realtà, e così via, di Abolic, eccetera. Ma i processi si fanno per sanzionare condotte concrete, fatti. Non è un caso che l'articolo 187 recita: oggetto di prova sono i fatti che concernono la imputazione. E un fatto in un processo penale è qualcosa le cui coordinate spaziali e temporali portano inequivocabilmente ad una condotta e ad un evento. Il capitano Ceccagnoli, che esordisce, mi ha fatto sorridere rileggendo, esordisce, pagina 83 del verbale del 23 giugno 2020, il mio sforzo oggi sarà quello di non fare mai affermazioni apodittiche. La deposizione del capitano Ceccagnoli è una sequela di affermazioni apodittiche che nascono dalla sua lettura, dalla sua interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Ormai il processo non è più il frutto di un'acquisizione di natura documentale, di natura dichiarativa. Il processo è rappresentato dalla lettura orientata del contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali. È un
processo in stile Pignatone anche in relazione alla diaspora che si è determinata di tutti gli imputati. Non si capisce perché, o meglio, lo si capisce se non si vuole fare professione di ipocrisia, gli imputati dei processi che si stanno celebrando a Roma da un decennio, da un settennio a questa parte, debbano essere mandati in giro per tutta l'Italia. C'è un solo vero motivo: rendere difficile, difficoltoso, impossibile il contatto con il difensore e soprattutto recidere i legami familiari per fiaccare il morale, la resistenza del detenuto. Presidente, io in quest'Aula credo di essere il più vecchio. Stavo per dire il meno giovane, ma mi sarei messo a ridere da solo. Sto vivendo il 50° anno di attività professionale, ho cominciato nel settembre 71. In queste aule io mi sono fatto le ossa. Mi sono fatto le ossa in queste aule nei processi di terrorismo. Queste aule sono state costruite per fronteggiare processi che rispetto a questo si presentavano con una cifra di drammaticità nemmeno immaginabile. Severino Santiapichi mi nominò, insieme ad altri, su indicazione di Vittorio Battista, allora segretario del Consiglio dell'Ordine, difensore di ufficio di uno dei brigatisti che avevano rinunciato alla difesa fiduciaria per bloccare il processo. Io capitai con tal Rocco Micaletto, imputato di 16 omicidi. Mi avvicinai in una di queste aule e richiamai l'attenzione. Micaletto, sono l'avvocato Naso, sono stato nominato suo difensore di ufficio. Questo mi degnò di uno sguardo, era seduto lì in fondo, e proseguì a leggere. Micaletto, guardi che lei risponde di 16 omicidi. Mi guardò e mi disse: appunto, 16 o 17, a me non mi cambia niente. Questo era il clima che si respirava in quest'Aula in quegli anni. E per questi 4 straccioni imputati di questo processo c'è bisogno di tutta questa cagnara? Poco fa lei si è confrontata concretamente con le difficoltà che si affrontano per fare un processo di questo genere. È necessario, perché se Di Napoli Kevin fosse stato detenuto a Rebibbia e fosse dentro una di queste gabbie, l'ordine pubblico ne risentirebbe, noi saremmo in pericolo. Ci prendono in giro, vi prendono in giro, attraverso una drammatizzazione del processo che è studiata a tavolino, che è finalizzata a conseguire degli obiettivi. Non è casuale. Di Napoli Kevin risponde, come ha giustamente ricordato il Presidente ai giudici all'Aula, del capo 1, del capo 33, del capo 39. Il capo 1 è il reato associativo, il capo 33 afferisce alla detenzione di talune armi, il capo 39 è una contestazione di violazione dell'articolo 73. Quando dico si processano le persone per quel che sono, si presume che siano, anziché per quel che hanno fatto. A Di Napoli Kevin è contestato il reato associativo
nella forma della partecipazione, secondo comma, con questo specifico ruolo. Pagina 4 della imputazione. Di Napoli Kevin, appartenente alla cosiddetta batteria dei Durante, avente funzioni di esazione dai clienti delle somme di denaro riconducibili al traffico degli stupefacenti. Punto e virgola. Tenuta della contabilità dei proventi del traffico di droga con i vertici dell'organizzazione, punto e virgola, compimento di azioni di fuoco connesse alle attività illecite. Allora, un vecchio avvocato come il sottoscritto pretende troppo se dopo questa imputazione vada a cercare nel capo di imputazione un episodio di esazione di somme di denaro, vada a cercare nel capo di imputazione che riguardi di Napoli Kevin un contatto, una tenuta della contabilità dei proventi dell'associazione con i vertici superiori. Pretende troppo se chiede di vedere contestare al proprio assistito un'azione di fuoco connessa a questa attività illecita. Pretendo troppo. Pretendo troppo. Allora sì, pretendo troppo. Lo pretendo. Lo pretenderebbe lui. Lo pretende il buon senso. Non c'è una imputazione che dia concretezza, che dia visibilità a questo asserito contributo di Napoli Kevin all'associazione di stampo finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Stavo per dire di stampo mafioso perché anche quello gli deve essere sfuggita questa volta la contestazione, perché ormai credo che fra un po' persino le violenze sessuali le troveremo contestate con l'aggravante dello stampo mafioso. Niente di tutto questo. Il capitano Ceccagnoli ci è venuto a riferire che di Napoli Kevin, pugile professionista, è un attaccabrighe, un provocatore, un violento. Bene, posso dire che mi può aver anche convinto. Sì, di Napoli Kevin è un violento, un provocatore, uno scassacavoli, tutto quello che volete voi. Ma si danno 18 anni di galera, quanti sono? 14? Per questo? È un po' poco. È un po' poco. Di Napoli Kevin, come dire, sconterà questa sua arroganza, questa sua dedizione alla violenza, questa sua dedizione alla provocazione il giorno che incontra uno più violento, più aggressivo, più deciso di lui. Ma che cosa c'entra questo con il reato di associazione ex articolo 74? Ripeto, quando non mi viene contestato un solo episodio riconducibile a questo profilo di De Napoli Kevin. Non è possibile giudicare le persone, no, non è questo il luogo, non è l'aula di giustizia, quella in cui si possono assumere appunto, certamente di Napoli Kevin mi volete far riconoscere che vive le espedienti, bene, e allora? Sarà il giudice penale che deve verificare la qualità morale, sociale, sociologica della vita di un soggetto?
o voi siete chiamati a giudicare soltanto fatti che costituiscano reati? Ancora, come veramente la lettura e la interpretazione del contenuto delle intercettazioni e quindi appunto la elaborazione di una ricostruzione di un fenomeno finisca per condizionare la valutazione del giudice. Io credo che in quest'Aula siamo tutti convinti che questi signori avevano 4 livelli di gerarchia, chiamiamola così. Ma veramente voi pensate che questi signori abbiano la capacità, la prontezza, la disinvoltura, l'intelligenza di modulare i propri rapporti in questo modo? 4 livelli, Sibio assiso sul trono in alto, il nipote che tiene i contatti con gli altri, e poi Di Francesco, e poi le batterie, e quella piazza e quell'altra piazza. Queste sono realtà che possono sussistere, se sussistono ancora, a Reggio Calabria, a Caserta, a Santa Maria Capua Vetere, non a Roma. Tanto che il capitano Ceccagnoli è costretto a dire, lui che non ricorre ad affermazioni apodittiche, lui che sta rigorosamente sui fatti concreti, che a Roma, nelle realtà associative, c'è un'assoluta libertà di trasmigrazione da un'associazione all'altra, perché non è come in Calabria, non è come in luoghi di realtà storica dei reati associativi, che i confini sono assolutamente rigidi e invalicabili. A Roma si può passare da un'associazione all'altra tranquillamente. Tanto è vero che il Kevin di Napoli da questa associazione è stato comprato al mercato delle vacche, evidentemente da Diabolink. Ma veramente potete credere ad affermazioni di questo genere? Veramente queste affermazioni ai vostri occhi, alle vostre intelligenze suonano come affermazioni ancorate a circostanze oggettive, a circostanze di fatto? O forse ognuno di costoro si faceva i cavoli propri? Perché io non sto dicendo che questi sono una sequela di frati trappisti portati in un'aula di giustizia contro la evidenza di certe cose, ma appunto si contesti a ciascuno il suo, quindi si ricorra alla contestazione di un fatto, perché altrimenti il processo si trasforma in uno strumento di tutela sociale. Dobbiamo eliminare il traffico di droga da Ostia? Contestiamo un 74 a tutti, anche a quelli che si fanno la guerra tra di loro, perché sì, quando ci vengono abbiamo i conti separati, ma quando però ci aggrediscono dall'esterno serriamo tutti le fila. Questo oltretutto dimostra il capitano Ceccagnoli, o fa finta di non conoscere la realtà umana nella quale queste vicende si sono svolte. La realtà umana. Leggetele i messaggi, guardate in che italiano sono scritti. Il verbo avere per questi signori è qualcosa di sconosciuto,
perché ho detto a Francesco A con l'H. Quando A è utilizzato come verbo è sempre senza H, ma questo lei mi dirà, avvocato, che ci sta prendendo in giro con queste facezie? No, sto richiamando la vostra attenzione anche sul livello culturale, psicologico di queste persone, che tra di loro sbruffoneggiano, che tra di loro arrogano ruoli e funzioni che spesso sono il frutto della visione di romanzo criminale o delle fiction di Canale 5 o di Sky. E quindi, e ciò nonostante, non sto negando la sussistenza di condotte illecite riconducibili a molti di questi imputati. Non sono così sciocco, ma sto dicendo, per favore, è vostro dovere analizzare queste vicende alla luce del principio di legalità. Il processo non è strumento di tutela sociale, il processo è innanzitutto momento di legalità. E quindi il principio di legalità vuole che per ogni reato sia accertato un fatto, per come prescrive l'articolo 187, per poter dire che in questa vicenda c'è stato anche un fatto associazione, un fatto che si è risolto in un accordo tra più persone, accordo consapevole delle finalità che si volevano conseguire. Voi ci dovete indicare nella vostra sentenza quegli elementi di fatto, appunto, che costituiscono solitamente gli elementi di riconoscibilità di questo fatto di reato. E allora, appunto, un'associazione finalizzata al commercio delle sostanze stupefacenti non può non avere come precipua finalità il profitto economico. È evidente che si traffica in droga perché il traffico in droga è particolarmente redditizio. E allora non è pensabile sostenere che costoro costituiscano un'associazione quando gli uni sono i fornitori degli altri della sostanza stupefacente. I fornitori non nel senso di mettere a disposizione, nel senso di vendere. Non è pensabile che vi sia una sodalità e solidarietà di fini, di condotte, di obiettivi e di profitti soprattutto, quando appunto è pacifico che taluni sono i fornitori di altri di sostanza stupefacente. Io non entro nello specifico perché non riguardano la mia posizione e non vorrei, allargarmi troppo e invadere il campo di altre difese, ma è pacifico, perché ce lo è venuto oltretutto a dire anche il capitano Ceccagnoli, che taluni si rifornivano da altri che si assume, in tesi d'accusa, essere avvinti dallo stesso vincolo associativo. È chiaro che tra venditore e acquirente di sostanza stupefacente c'è inevitabilmente un conflitto di interessi, perché l'uno tenderà ad alzare il prezzo, l'altro tenderà ad abbassarlo, perché l'uno tenderà a determinate quantità e l'altro si sentirà obbligato fino a certe quantità per non venir meno con impegni con altri. È ovvio, è così, è nell'ordine naturale delle cose. E quando si dice, appunto,
prove di fatti. Vedete, forse il fatto che il pubblico ministero abbia presentato una memoria delle conclusioni scritte, tutto sommato è tornato utile anche alla difesa. Intanto perché ha condensato in questo pregevole per fattura e come sforzo documento tutti gli elementi d'accusa che la Procura ritiene di ostentare nei confronti degli imputati, ma poi perché ci rende, diciamo, più agevole individuare quelli che sono appunto gli argomenti di accusa nei confronti di ciascuno degli imputati. C'è una premessa nella quale si dice che fonte di prova in questo processo sono il contenuto delle intercettazioni telefoniche ambientali, sono i riscontri oggettivi sequestri di sostanze stupefacenti e sono i risultati dell'attività di polizia giudiziaria di osservazione, controllo, pedinamento, i famosi OCP. Se queste sono le tre fonti di prova richiamate dal pubblico ministero e prima dal capitano Ceccagnoli che ha coordinato queste indagini, allora vi devo dire che nessuno di queste tre fonti di prova coinvolge Di Napoli Kevin. Non ci è stato sequestrato nemmeno 1 milligrammo di sostanza stupefacente. Compariamo in qualche OCP o in qualche filmato, ma noi siamo nati lì, siamo cresciuti lì, abbiamo amici lì, noi siamo confinati lì. Quanti anni ha Di Napoli? È nato nel 96, quindi sono 25 anni, 23 perché 2 li ha fatti in galera, che lui sta lì dalla mattina alla sera, è cresciuto per strada, non ha frequentato come avrebbe dovuto le scuole, di questo ci dovremmo preoccupare. Ha frequentato le sale giochi, i bar, tutte queste cose che oggi impegnano i nostri giovani. Sono sicuro che c'ha un profilo Facebook, sicuro, tranquillo, perché oggi chi non ce l'ha? Avvocato Raso, ma insomma è un po' poco. Ma quindi trovare la prova della sussistenza di un'adesione a un contesto criminoso che si impegna, che è finalizzato al commercio di sostanze stupefacenti, nei contatti con talune di queste persone, è ovviamente pretestuoso, perché è scontato che lui gran parte di queste persone di Ostia le conoscesse, le frequentasse e ne avesse dimestichezza. Quindi non è sufficiente dire Di Napoli Kevin quel giorno c'era, non è sufficiente dire quel giorno ha incontrato Tizio per affermare con sicurezza, con spessore probatorio che quel giorno Di Napoli Kevin ha consegnato qualcosa, ha preso qualcosa, ovvero ha comunicato qualcosa o gli è stato comunicato qualcosa. Questo fa il capitano Ceccagnoli, che non vuole fare affermazioni apodittiche. Deve sostenere
un incontro finalizzato ad una qualche attività criminosa riconducibile alla presunta associazione? A lui basta documentare che ci sia stato un contatto, ma questo è nell'ordine delle cose, il contatto, nella vita di tutti i giorni, perché sono persone che si frequentavano, non tutte, ma molte. Le armi. Allora, il processo lo conoscete meglio di me e quindi sapete di questo sequestro capo 33 nel box di Piazza Baroni intestato a un certo Misso Andrea e offerto alla disponibilità di taluni personaggi che la polizia giudiziaria, Rexus, il capitano Ceccagnoli, individua, diciamo così, lo spunto per compiere indagini sul contenuto di questo box addirittura da un evento verificatosi circa un anno prima, e cioè la colluttazione avvenuta nell'agosto del 2016 di fronte alla discoteca tra i buttafuori di quella discoteca, tutti giovani palestrati di nazionalità straniera dell'est europeo e alcuni giovani appunto di Ostia. Una rissa, un pestaggio che aveva provocato anche delle conseguenze di un certo rilievo, soprattutto a capo di un certo Durante Adriano. Allora, Durante deve andare al Sant'Eugenio, si deve far medicare, eccetera. Si assume che improvvisamente un anno dopo, cioè nel giugno del 2017, 11 mesi dopo, di fronte ad un'altra discoteca, uno di questi buttafuori che nell'anno precedente aveva partecipato al pestaggio di Durante, viene riconosciuto, viene picchiato in questa nuova, diversa discoteca Dada Umpa. Il Durante Massimo fa il buttafuori, quindi riconosce il fratello di uno di questi buttafuori dell'est europeo, un tal Revenco, e quindi lo gonfia di botte. Si vendica. Di qui apprensione tra i giovani, perché si aspettano una ritorsione, ovviamente, questo è il loro modo di regolare le questioni e di questo ci si dovrebbe preoccupare, e quindi sorge la opportunità, la necessità, l'intenzione di riesumare alcune armi che sarebbero nella disponibilità di taluno di questi giovani. Anche qua la responsabilità penale è personale. Certo, poi si può concorrere materialmente, moralmente e psicologicamente in una condotta criminosa, diciamo così, dell'originario contravventore della legge, però bisogna andarci appunto con i piedi di piombo. Allora,
Si dice nella memoria del pubblico ministero che il 2 giugno 2017 vengono avvisati della situazione i vertici dell'organizzazione e i vertici dell'organizzazione, che sono subvertici perché il vertice principale è Sibio Salvatore, sarebbero Di Francesco e Pignataro e quello che li informa sarebbe Perulli, sempre a mezzo SMS. Allora, Perulli a Di Francesco: ieri è successo un bordello, se so menati de brutto. Ma si sono fatti male? Domanda Di Francesco. Sì, 2 all'ospedale, li conosci, ma sono amici nostri o quelli contro? Amici, in quel caso stavano col box e quello grosso che abbiamo incontrato l'altro giorno. Qui non si faccia confusione, il box è il garage nel quale vengono trovate le armi successivamente, ma box sembrerebbe essere un soprannome anche di Napoli Kevin, almeno secondo il capitano Ceccagnoli. Allora, ovviamente, attenzione, è circostanza pacifica che di Napoli Kevin l'anno prima al Gay Village non c'era, quindi non era coinvolto nella rissa precedente, per cui non aveva sentimenti di rivalsa o risentimenti nei confronti di chi che sia. Ma quelli che si presentano al Dada Umpa non stanno a fare tante sottigliezze, e quindi anche di Napoli Kevin, box, che era presente davanti al Dada Umpa, è oggetto perlomeno di minacce, perché poi appuriamo sempre dal contenuto delle conversazioni che riesce a scappare, riesce a sottrarsi al pestaggio. A quanto pare, dice sempre Perulli a Di Francesco, il box l'ho visto illeso, anche se un paio di sprangate le ha prese. Il grosso non lo so, gli altri 2 al Gras. Il grosso no, gli altri 2 al Gras sì, immagino, perché ad Ostia l'ospedale di Ostia si chiama Grassi. Mo stasera non fa un casino, eccetera, non so capace a fare, quello alto si è chiamato fuori. Se poi ancora fai tirar fuori pure box, c'è solo da perdere così. Gli insegno io come si fanno le cose. Gli ho detto pure di non andarci perché quelli li trovate preparati. Quindi che ci sia una situazione di allarme, di preoccupazione nella reazione è pacifico, questo perlomeno si desume. Sarebbe sciocco negare ciò che è evidente. Non sono abituato a farlo e quindi non comincerò certamente questa mattina. Il 3 giugno viene captata una conversazione tra Di Napoli e una sua amica, in cui il primo racconta la vicenda, perché Massimo ha spaccato uno e questi sono ritornati i buttafuori del Gay Village. Io sono riuscito a scappare, a me volevano proprio ammazzare, ma hai capito, anche io ho preso 2 tubate sui gomiti, quindi conferma il riferimento dell'altro. Il 6 giugno i Durante rompono gli indugi, questo si legge nelle ambientali, è presente Di Napoli Gianni, il padre di Kevin, non Di Napoli Kevin, Di Napoli Gianni, Cerchi Alessandro, Candiano Luca, e si fa esplicito riferimento alle armi. Proprio Di Napoli Gianni, il padre di Kevin, dice: ho capito, ma me puoi mettere in mezzo alla sabbia, quel fucile l'avevo pulito, funzionava una favola. Allora, qui ci si potrà dire
Ma come? Tu vuoi sostenere che Di Napoli Kevin nulla c'entri con la detenzione delle armi, se addirittura il padre si fa sfuggire un'affermazione di questo genere? Beh sì, io lo voglio sostenere, perché le colpe dei padri ricadono sui figli, non in un'aula di giustizia. Quindi vogliamo sospettare, dedurre che Di Napoli Kevin sapesse che il padre aveva un'arma? Bene, sì, possiamo accettare che lo sapesse, ma la connivenza costituisce condotta di reato? Se non sono in grado di portare un ulteriore elemento a sostegno dell'affermazione ha contribuito materialmente o moralmente o psicologicamente alla detenzione di quell'arma, possiamo censurare penalmente la semplice connivenza? Signori, il principio del ragionevole dubbio, che, scusate la battuta polemica, la gran parte di voi si è dimenticato che esiste in Costituzione, non nel Codice Penale, in Costituzione. Per il principio del ragionevole dubbio non si può affermare il concorso di Napoli Kevin nella detenzione di quell'arma sol perché pacificamente, secondo il contenuto delle intercettazioni, quella detenzione la si può attribuire al padre di Napoli Kevin. Non è sufficiente. È una situazione che legittima sospetti, che legittima indagini, che forse legittima anche un'accusa, ma non una condanna. Alcuni giorni dopo, perché di Napoli sparisce poi Kevin. Alcuni giorni dopo c'è una intercettazione su Di Napoli Kevin e Azzeni Veronica, nella quale il primo fa capire che passeranno all'azione al momento opportuno perché non teme i suoi rivali. Che cosa si comprende da questo? Passeremo all'azione, cioè ricorreremo alle armi. La frase poi il PM ha l'onestà intellettuale di indicare proprio la frase. Che scappo da du Moldavi? Le guerre si vincono a lungo. Questo rientra nel carattere, nel temperamento di Napoli Kevin. Pugile, uno che mena, uno che non si tiene le mani in tasca, sbruffone. Che scappo di fronte a du Moldavi? Poi l'avrei voluto vedere se i due moldavi si presentavano, per esempio, brandendo una pistola o un coltello. L'avrei voluto vedere se scappava o non scappava. Ma è sufficiente che scappo davanti a du Moldavi per dire voleva passare all'azione di fuoco, perché questo scrive una riga prima il pubblico ministero. E guardate che sto esaminando gli atti e le condotte utilizzati prima dalla polizia giudiziaria e poi in requisitoria dal pubblico ministero per chiedere la condanna di Napoli Kevin per quelle armi.
Lo sapete qual è l'altro elemento? È questo. Il 21 giugno viene monitorato l'incontro tra Baciarello Carlo e Durante Massimo, in cui si realizza il passaggio di un'arma, presumibilmente un fucile, prelevato dalla macchina di Baciarello. C'era una telecamera, quindi dovrebbe essere pacifico. Prima dell'incontro, Baciarello aveva avuto contatti telefonici con Candiano Luca, perché non arrivava nessuno all'appuntamento concordato. Ecco l'altro elemento a carico di Di Napoli Kevin. Lo stesso aveva provato anche a contattare Di Napoli Kevin. Quindi io ti condanno per concorso nella detenzione di quelle armi, perché di un fucile parla tuo padre, perché tu dici io di fronte a 2 moldavi non scappo, perché 5 minuti prima di avere un incontro per la consegna di un'arma, uno dei 2 ha provato a contattarti al telefono e non ti ha trovato. Può essere sufficiente questo per condannare per concorso nella detenzione di quelle armi, di tutte quelle armi? Fate voi. Il capo 39 è ancora più, scusate, uso un'espressione forte, ma ancora più allucinante per me. Nel capo 39 il contenuto delle intercettazioni, come ti sbagli, la prova sono sempre intercettazioni, avviene tra Di Francesco e Perulli. Si parla di un debito che Esposito avrebbe nei confronti di Piscitelli. Piscitelli è comparso sulla scena anche di questo processo, personaggio che appunto Esposito ha conosciuto grazie a Di Francesco. Attenzione, Dice Perulli, ma Kevin mi sa che gli aveva detto che io e Marco non se parliamo e per quieto vivere e per amicizia Di Francesco, sapendo che questo che stai a di te ovviamente A senza H. È tutto vero, tirano fuori il discorso dei 4 mesi fa. Allora stanno a vedere che poi io, Lorenzo e Kevin siamo un'altra cosa. Va bene. Attenzione, a questo punto Di Francesco, che o teme o non si vuole inimicare Di Napoli Piscitelli, riconosce in una conversazione censurata la esistenza di un debito ulteriore rispetto all'originario debito di 40.000 euro per la fornitura di droga, di 10.000 euro. E allora che cosa fa? Dice Di Francesco, senti, per toglierci dai guai, per non fare casini, eccetera, 3.000 euro prendili tu, trovali tu a Perulli, 7.000 ce li metto io de tasca mia, sti 10.000 euro glieli mandiamo e semmai glieli mandiamo tramite Kevin Di Napoli. Poi, se effettivamente ci sia andato Kevin Di Napoli a portarglieli, se ci sia andato effettivamente, se non ci sia andato, se lo abbia fatto, tutto sommato si pone in termini di irrilevanza, perché nella contestazione, invece, al capo 39, si dice esattamente questo.
Esposito, Di Francesco e Di Napoli Kevin avrebbero in concorso detenuto a fine dispaccio sostanza stupefacente per un valore di euro 40.000, che veniva acquistata dai fornitori Piscitelli, Fabietti e Antonacci per la successiva vendita al dettaglio, in Roma Ostia tra dicembre 2007 e giugno 2018. Quindi una condotta che si sarebbe consumata nell'arco di 6 mesi viene contestata a Di Napoli Kevin in relazione a quella presunto incarico di andare a consegnare il saldo della... Ma scusate, se lui fosse un concorrente nella detenzione, io credo che Di Francesco, come ciascuno di noi, avrebbe detto: gli dovevamo dare 10.000 euro, allora 3.000 tu, 3.000 Di Napoli e 4.000 io, semmai. Cioè Di Napoli viene utilizzato, vorrebbe essere utilizzato, semmai chiamiamo Kevin e ci mandiamo lui, semmai. Poi non sappiamo se ce lo hanno mandato, non sappiamo se ce lo hanno chiesto, non sappiamo se avendoglielo chiesto si è rifiutato, avendoglielo chiesto ci è andato, non sappiamo null'altro. Questo è il quadro probatorio per attribuire il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente pari a 40.000 euro, che se fosse cocaina non sarebbe poi così tanta, ma se fosse hashish sarebbe una contestazione che forse meriterebbe l'aggravante dell'articolo 80. Hashish o marijuana. Allora, signori, io credo che vi ho forse annoiato anche troppo, ma se questi sono gli elementi di accusa a carico di questo imputato, io credo che se ne affermerete la penale responsabilità, appunto, contribuirete a quella banalizzazione del principio di legalità al quale facevo riferimento prima. Guardate, io dico sempre quello che penso. Qualcuno mi accusa di non pensare sempre a quello che dico e quindi qualche volta forse dico qualcosa di sgradevole. Ma nella mia modestissima, angusta, tutto sommato vana battaglia per il rispetto della legalità, io non ce l'ho tanto con i pubblici ministeri, perché i pubblici ministeri, forse talvolta peccando di zelo, ma svolgono il ruolo che è assegnato loro dalla legge. Io ce l'ho con voi, non con voi, ce l'ho con voi giudici, ce l'ho con un Tribunale della Libertà che a Roma non esiste più. Non esiste più. Andate a controllare, fate questo piccolo, le percentuali di accoglimenti del Tribunale della Libertà fino a 10 anni fa e da 10 anni a questa parte. È la fisiologia della dialettica processuale che è saltata. Guardate i GIP e i GUP. Ma perché tanti processi vengono riformati in Corte d'Appello? Ma anche radicalmente riformati in Corte d'Appello? Perché? Ci sarà un motivo. Siete voi che dovete preservare il principio di legalità. Ce l'ho con voi, ce l'ho con la Corte di Cassazione, che in ossequio ad un sostanzialismo, in ossequio a quella funzione per la quale il processo è uno strumento di tutela sociale, spesso lascia passare cose inenarrabili. Del resto,
in Cassazione ha operato fino a pochi mesi fa uno che diceva non esistono innocenti, esistono colpevoli per i quali non sono state trovate le prove. Era in Cassazione! Chiedo la assoluzione di Di Napoli Kevin da tutte le imputazioni ascrittegli per quanto riguarda il capo 1 perché il fatto non sussiste o comunque perché lui non lo ha commesso, per quanto riguarda i capi 33 e 39 per non aver commesso il fatto. Sul capo 39 si potrebbe anche sostenere in maniera dignitosa che il fatto non sussiste perché si hanno solo riferimenti di un debito di droga parlata, insomma, come al solito. Queste sono le mie conclusioni. In linea subordinata, ovviamente, quelle di rito e basta, insomma. Attenuante generiche, minimo della pena, ma veramente le faccio con convinzione in maniera subordinata. Grazie. Grazie a lei, Avvocato. Allora, ditemi. Ah, bene, perfetto. Non ci facciamo mancare niente, Avvocato. Arrivederci. Allora, chi adesso? Avvocato Nunnari, a lei. Dunque, la posizione di... Signor Presidente, signori del Tribunale, assisto Sibio Salvatore in questo procedimento dove è imputato di articolo 74 e articolo 73 legge stupefacenti, nonché del reato di violazione della legge armi. Sibio Salvatore... No, un attimo, c'è qualcosa che non mi quadra, Avvocato. Abbia pazienza. Scusi, devo rivedere. Secondo. Giusto, va bene, ok, scusi, prego. Capi 1, 23, 24 per i colleghi. Esatto. Ricontrollo, Presidente, capo 1, capo 23 e capo 24. Prego, Avvocato. Il Sibio, secondo la costruzione accusatoria, è considerato il capo di questa associazione. Un primo rilievo sorge a questa difesa. Sibio appare nello scenario investigativo soltanto dal 17 febbraio al 29 marzo. Secondo questa difesa, come già ha più volte ribadito, come ha anche dichiarato il Sibio nei suoi interrogatori e nelle sue dichiarazioni, è una circostanza singolare che io non ho mai riscontrato in altri procedimenti, non è che ne abbia fatti tanti, voi sicuramente più di me, dove il capo dell'associazione appare sempre, in continuazione, ma appare partecipando direttamente, secondo ovviamente le costruzioni delle varie pubbliche accuse, partecipa direttamente alla gestione di questa associazione. Dall'inizio fino alla fine. Qui noi abbiamo contestato al Sibio
un'associazione che inizia nel 2014, quando Sibbio era ancora sottoposto a misure restrittive, misure alternative, nella fattispecie misure alternative alla detenzione, che sono state concesse tra l'altro proprio in seguito ad accurate indagini, da dove non è mai emerso che lui era in contatti con criminalità organizzate della capitale. Quindi dicevo, Sibbio dal 2014 fino al momento dell'arresto appare soltanto 1 mese e mezzo. Questa secondo me è la prova provata che lui non c'entra assolutamente niente, né come capo né come partecipe a questa associazione, e poi, come vedremo, anche che lui è completamente estraneo al sequestro di quel quantitativo di droga e di armi. La pubblica accusa, rifacendomi ad una osservazione che ha fatto poco fa l'avvocato Naso, ha ritenuto che questa associazione sia formata in 4 livelli gerarchici, una stratificazione di questa associazione, dove a capo della stessa c'è il Sibbio. Secondo me questa è una teoria della pubblica accusa, a parte quello che ha detto pure l'avvocato Naso su questa impostazione della sua... È una teoria per infilarci per forza dentro Sibbio, perché se no altrimenti la pubblica accusa non avrebbe avuto nulla contro Di Sibbio per considerarlo capo. Questa formulazione della struttura organizzativa di questo sodalizio criminale è stata fatta apposta per infilare Sibbio in questo processo. Come quando si parla della famosa questione della banda della Maranella, che io qui ovviamente non sto a parlare, mi riporto su questa questione integralmente alle memorie che io ho depositato, alle memorie e ai documenti che ho depositato in atti per dimostrare la completa infondatezza dell'assunto accusatorio sulla banda della Maranella. Quindi, rilevato questo, signor Presidente, signori Tribunale, passiamo un attimino seguendo la cronologia del pubblico ministero. Viene affermato dal pubblico ministero, a foglio 1 della sua requisitoria scritta, se non ricordo male, foglio 1, un attimo di pazienza, il pubblico ministero afferma questo. Dice che il Sibbio è al primo livello di questa associazione e che tutti conoscono, lo rispettano e temono. Ma scusi, affermazioni, scusate signori, ma affermazioni più apodittiche di queste? Cioè, da dove risulta che tutti conoscono Sibbio? Che Sibbio non ha contatti con nessuno dei coimputati. I coimputati del Sibbio non lo conoscono affatto a Sibbio, all'infuori di Pignataro, Di Francesco e Bonti, che hanno contatti con Sibbio, lo cominciamo a dire fin da adesso, per la questione del commercio dei brillantini. Quindi un'affermazione infondata completamente, questa della pubblica accusa, dove afferma che tutti, scrive, tutti conoscono Sibbio, lo rispettano. Da dove risulta pure quest'altra sensazione? Dov'è che tutti rispettano Sibbio? Qual è l'elemento probatorio che dimostra questo rispetto degli imputati per Sibbio? Io
ho avuto modo di riscontrarlo negli atti del processo, sia negli atti delle indagini preliminari, che ovviamente qui non hanno nessun valore, ma nemmeno durante l'istruttoria dibattimentale. C'è un rispetto da parte di Pignataro e di Francesco, ma non è un rispetto, è che attraverso la questione... Devo fermare? Attraverso la questione della cosiddetta vicenda non precisata tra il Sibbio e il Penna, loro dimostrano, attraverso il contenuto dei messaggi, che Sibbio è una persona corretta. Ma una cosa è dire che è corretto, un'altra cosa è dire che rispettano. Rispettano qui sembra come se fosse un rapporto tra soggetti di associazioni di stampo mafioso. Vorrebbero far credere queste parole. Pignataro e Di Francesco riconoscono la correttezza della condotta del Sibbio nella nota vicenda del Penna. Punto e basta, c'è questo qua. Gli altri imputati non c'entrano assolutamente niente con questa vicenda. Dice poi il pubblico ministero che viene temuto. Pure questa è un'altra affermazione che non trova alcun fondamento probatorio negli atti del processo, né attraverso i messaggi, perché il processo nei confronti del Sibbio è costruito su messaggi telefonici. Qual è il messaggio dal quale si evince che il Sibbio è temuto da tutti gli imputati? Andiamo avanti e incomincia il pubblico ministero ad analizzare giorno per giorno i messaggi che appunto riguarderebbero il Sibbio. C'è il giorno 17 febbraio, dove è il giorno in cui Sibbio entra in questa indagine dei carabinieri, nel quale giorno ci sono dei messaggi da dove si appunto capisce che c'è una vicenda, ma non si comprende di che natura, tra il Penna e il Sibbio. Allora, su questo aspetto, su questi messaggi che vengono scambiati il giorno 17 febbraio 2017, è un fatto che io ho contestato al capitano Ceccagnoli. Nell'informativa viene detto che si tratta di una vicenda che non viene meglio precisata. Questa cosa qui, che non viene meglio precisata, rimane fino al giorno 26 febbraio, mentre qui il capitano Ceccagnoli è venuto a dire che questa vicenda non meglio precisata è un tentativo, un approvvigionamento di sostanza stupefacente. Io ho contestato questa discrasia tra quanto il Ceccagnoli aveva dichiarato nella informativa e quanto invece riferito in dibattimento, ma il Ceccagnoli non ha risposto, in sostanza. Non ha dato una risposta precisa a questa affermazione. Il 22 febbraio e il 24 febbraio continuano i messaggi di Francesco e Pignataro, dove appunto si commenta sempre su questa vicenda del Penna con il Sibbio, e in uno di questi messaggi si afferma questo: basta che capisce che noi, un messaggio sempre da Di Francesco e Pignataro, basta che capisce che noi non c'entriamo niente. Questo sta proprio a significare che la vicenda
la vicenda non meglio precisata tra Penna e Sibbio è una questione che esula completamente da qualsiasi attività illecita. È una questione personale tra Penna e l'imputato Sibbio, che poi alla fine un bel giorno si risolverà, e c'è il messaggio dove viene affermato appunto che viene risolta questa questione. Quindi abbiamo detto che io ho contestato al capitano questa differenza che c'è tra quanto lui aveva affermato qui davanti a voi e quanto invece aveva dichiarato nella informativa, e non risponde alla domanda. Anzi, devo dire ulteriormente che a domanda della difesa Bonti, poi lui diventa più chiaro, il test è più chiaro e preciso, perché la difesa Bonti dice: sappiamo che c'era un contenzioso, sì, esatto, voi siete in grado di riferire l'oggetto di questo contenzioso e di cosa si stesse parlando? No. Così afferma il capitano dopo lo stesso giorno in cui ha risposto a me, poi risponde in questa maniera invece alla difesa del Bonti, foglio 76-77 della trascrizione dell'udienza del 30 novembre. Poi il PM passa a parlare dei rapporti tra Refrigeri e Sibbio. Sibbio spiega nelle sue dichiarazioni quali sono i rapporti che ha con questo Refrigeri. Rapporti che iniziano 20 anni fa in un procedimento penale che li ha visti tutti e due imputati in questo procedimento, che poi tra l'altro è stato definito per quanto riguarda i reati associativi con sentenze di assoluzione passate in giudicato. Dopodiché il Sibbio non vede più Refrigeri, non ha più contatti con Refrigeri, ma non ci sono in atti prove, elementi per poter affermare che attualmente in questa fase di questo processo Sibbio era in contatto diretto con Refrigeri. Non ci sono telefonate tra Refrigeri e Sibbio, ma non ci sono nemmeno incontri tra Refrigeri e Sibbio. Noi abbiamo prodotto i tabulati del telefono delle utenze in uso al Sibbio, dalle quali si evince che Sibbio non ha mai parlato con Refrigeri, ma nemmeno attraverso Bonti ha mai parlato con Refrigeri. Quindi i rapporti tra Refrigeri e Sibbio sono quelli del lontano 1997, quando iniziò quel procedimento che poi è stato definito con sentenza irrevocabile. Dopodiché, ma lo dichiara poi del resto anche lo stesso imputato nelle sue dichiarazioni e anche nei suoi interrogatori. La questione del ricorso ai soprannomi. Qui è un altro aspetto di questa vicenda che deve essere chiarita, perché il ricorso al soprannome, cioè Sibbio non ha mai affibbiato soprannomi a nessuno, primo. Secondo, Sibbio non sapeva di essere chiamato vecchio o l'anziano, lo ha preso soltanto leggendo le carte del processo, lui non sapeva di essere chiamato in questa maniera. Tra l'altro è un termine che usano esclusivamente Pignataro e Di Francesco, e che gli altri imputati nessuno ha usato mai un riferimento all'anziano o al vecchio nei loro messaggi. Quindi questa è una ulteriore dimostrazione della completa estraneità del Sibbio a questa associazione. Sibbio non viene monitorato. Questa è un'altra circostanza, secondo questa difesa, rilevante. Come fa il capo di una organizzazione, di un'associazione per delinquere,
finalizzata al commercio illecito di sostanze a non essere posto sotto controllo. Cioè non è posto sotto controllo né il suo telefono, né la sua autovettura, né la sua abitazione. Per me è una scelta investigativa un po', mi sembra un po' strana, diciamo, usiamo questo termine, un po' singolare, perché ripeto, in tutti i processi dove c'è l'imputazione associazione per delinquere, soprattutto il capo ha tutto concentrato, viene controllato, telefono, casa, tutto qua, telefoni della moglie, tutto quanto viene posto sotto controllo al capo di un'associazione per delinquere. Silvio non c'è niente, nemmeno l'abitazione hanno messo sotto controllo. Per quale motivo? Perché secondo me, secondo il mio pensiero, quando stavano facendo le indagini, la PG non era convinta del coinvolgimento del Silvio, altrimenti avrebbero posto sotto controllo i telefoni del Silvio, o quantomeno l'autovettura, o l'ingresso dell'abitazione per vedere se effettivamente alcuni personaggi che erano interessati in questo processo andavano presso l'abitazione del Silvio, come è accaduto per altri, dove altre persone hanno avuto costantemente sotto controllo l'ingresso delle loro abitazioni. Silvio invece ne ha un nulla di questo. La verità è che Silvio è questa, che Silvio aveva contattato Di Francesco tramite Bonti per mera causalità e aveva proposto questo commercio di brillantini che lui stava facendo per arrotondare la sua pensione. Non dimentichiamo che Silvio, come è dimostrato in atti, vive in uno stato di indigenza. Cioè, come fa un capo di un'organizzazione, articolo 74, ad essere indigente, a risultare indigente? Questa indigenza, tra l'altro, oltre che dimostrata attraverso la documentazione che io ho prodotto nella prima memoria depositata davanti al Tribunale, è dimostrata pure perché ha avuto un beneficio dal magistrato di sorveglianza, il Silvio, proprio in seguito a questo stato di indigenza accertato dalla Guardia di Finanza. Eppure questo è un atto che sta all'interno del vostro fascicolo. Il pubblico ministero, nel prosieguo delle sue conclusioni, afferma che il coinvolgimento del Silvio risulta dai messaggi di Di Francesco e Bonti e da incontri personali con Di Francesco. Anche questa, secondo me, è un'affermazione che non prova assolutamente nulla, cioè che non prova assolutamente il coinvolgimento del Silvio nei fatti criminosi che gli sono stati addebitati. Ripeto ancora una volta, Silvio si incontrava con Di Francesco, e lo conferma pure Di Francesco nelle sue dichiarazioni, che credo siano state depositate in atti, esclusivamente per questa questione del commercio dei brillantini. Punto e basta. Non è che lui frequentava il Di Francesco per altri motivi, né la pubblica accusa, secondo la mia modesta opinione, è riuscita a dimostrare che questi contatti erano per trafficare in sostanze stupefacenti. Passiamo al 18 febbraio, dove viene riscontrata viene riscontrato un messaggio, vengono riscontrati alcuni messaggi tra il Di Francesco e il
Pignataro, nel quale messaggio ci sarebbe stato un incontro tra Papacci e Sibbio. Questo dice. Il messaggio recita così: noi domani ci dobbiamo vedere alle 6 col vecchio. Cioè, secondo l'accusa, questo messaggio sta a significare che Sibbio pure doveva partecipare a questa cosa e che quindi si doveva incontrare con il Papacci. Ora, secondo questa difesa, intanto non viene riscontrato questo incontro col Papacci da parte dei due imputati, di Francesco e poi comunque c'è pure qui un contrasto tra quanto viene scritto nell'informativa e quanto riferisce il capitano nelle dichiarazioni rese qui in dibattimento. Infatti nell'informativa si dice che concordano il giorno, organizzano un incontro a casa di Francesco e Pignataro, organizzano un incontro a casa di quest'ultimo per parlare della vicenda dell'anziano e del Penna, ma non per riferire un colloquio. Questo dice il capitano nell'informativa. Poi qui in dibattimento invece trasforma la sua dichiarazione dicendo di questa cosa, facendo l'illusione che c'era il colloquio, sempre per cercare di dimostrare che Sibbio era coinvolto in traffici illeciti, secondo lui. Quindi questa contestazione è stata fatta al capitano, il quale non ha dato una risposta soddisfacente. Foglio 68 e 69 della trascrizione del 30 novembre 2020. Poi c'è la famosa cena del 25 febbraio e il giorno successivo c'è un incontro c'è uno scambio di messaggi tra Di Francesco e Pignataro, nel quale il Di Francesco ha scritto in riferimento al Sibbio: alla fine ieri siamo stati bene, e ha tirato pure fuori una cosa carina. Su questa cosa carina ovviamente si è costruito da parte dell'accusa tutte le possibili teorie per dimostrare che questa cosa carina sarebbe un affare di droga, mentre ciò non è assolutamente vero, perché lo dichiara lo stesso Sibbio, che dice che quando parla di questa questione si tratta ovviamente della questione dei brillantini, non di droga. Questa della droga è una supposizione che fa l'accusa, perché ormai Sibbio stava dentro a questo processo e bisognava per forza trovare qualcosa per poterlo accusare di qualche reato. Quindi, conclusa questa fase, questa prima fase di questi messaggi che intercorrono tra il 17 febbraio e il 26 febbraio, secondo questa difesa non risulta assolutamente niente di illecito. Effettivamente la vicenda, non meglio precisata, non è chiarita e non si tratta di un approvvigionamento di sostanze stupefacenti, soprattutto. Poi passiamo ad una seconda fase, la fase dell'approvvigionamento di un quantitativo di sostanze stupefacenti che doveva, secondo la costruzione accusatoria, essere consegnata a 7 bagni. C'è un primo incontro presunto tra
i due Di Francesco e Pignataro con i figli di Refrigeri, che secondo questo difensore, nonostante le considerazioni del pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, non è stato dimostrato che quelle persone che si erano recate presso l'abitazione del Pignataro, adesso non ricordo se Pignataro o Refrigeri, erano i figli i figli del Refrigeri. Per quale motivo? Perché nell'informativa si parla di persone che erano venute con i caschi e quindi loro non erano in grado di riconoscerli, così avevano affermato nell'informativa i carabinieri. Qui davanti a voi invece il capitano Ceccagnoli ha detto che sono stati identificati in base ai tabulati telefonici, ma io questi tabulati telefonici in atti non li ho visti. Quale riscontro di questa affermazione del capitano Ceccagnoli fatta in udienza? Lui parla di tabulati telefonici, ma io non ho visto tabulati telefonici in atti che dimostrano questa sua teoria. Quindi di conseguenza, la conseguenza qual è? È che non viene nemmeno identificato il Penna nel Refrigeri. Poi c'è il servizio di osservazione del 3 marzo, il servizio fatto dal maresciallo Lavopa, la quale ha riferito qui di un incontro tra Di Francesco e altre due persone, e descrive una di queste persone come di statura piccola con capelli brizzolati. Quindi sicuramente quello non è Sibio, perché Sibio non ha i capelli brizzolati. Sibio o ce l'ha rasati completamente a zero, oppure se crescono ce l'ha completamente bianchi, anche perché ha quasi 80 anni. Quindi anche lì c'è incertezza. Nel servizio di osservazione del 3 c'è incertezza che effettivamente all'incontro abbia partecipato anche il Sibio. Poi abbiamo pure quella del 4 marzo, dove, come spiega Bonti nelle sue dichiarazioni, è un incontro meramente casuale fatto anche con il Sibio, che all'insaputa del Bonti, Sibio in pratica stava con il Bonti perché stavano cercando il figlio che ha avuto sempre grossi problemi di salute, il figlio di Sibio, perché era alcol dipendente e tossicodipendente. Quindi ogni tanto, anzi molto spesso, lui andava con il Bonti alla ricerca del figlio, che non si trovava per timore che gli potesse succedere qualche cosa. Lui quel giorno, il 4, Sibio era convinto che Bonti stava andando a cercare, invece poi lui si incontra con Pignataro, con Di Francesco, e lui tanto che nasce come ha dichiarato il Bonti, nasce una piccola discussione dove il Sibio si arrabbia perché in pratica l'aveva portato lì mentre loro stavano alla ricerca del figlio Sabino. Il 5 marzo quindi abbiamo detto che c'è il sopralluogo che fa Di Francesco, questo presunto sopralluogo che fa il Di Francesco al servizio, all'area di servizio di Settebagni, dove secondo l'accusa doveva controllare per quanto riguarda la consegna di questo stupefacente, che poi non è mai avvenuta. Cioè si parla di consegna di stupefacente che non è mai avvenuta. Poi il giorno 5 sera c'è anche un incontro presunto, secondo un servizio di osservazione
dove c'è anche Sibbio, secondo sempre il PM, mentre non c'è alcuna certezza che ci fosse lui, anche perché in questo servizio, se non ricordo male, in questo servizio del 5 marzo manca il servizio fotografico per accertare la presenza del Sibbio lì in quel posto. Poi abbiamo il servizio dell'8 marzo che poco interessa a noi, perché sì, era presente Sibbio, ma si trattava di un incontro che interessava il Bonti perché Di Francesco gli doveva consegnare una piccola somma di denaro, come risulta poi pacifico dal contenuto dei messaggi, per un commercio che lui stava facendo con Di Francesco di prosciutti, di vendita di prosciutti. Quindi io finora non riesco a capire qual è l'elemento probatorio rilevante che faccia capire che Sibbio è coinvolto in questa associazione. Poi abbiamo i messaggi del 9 marzo dove finalmente la questione del Penna viene sistemata e quindi infatti non se ne parlerà più di questa cosa. Passiamo quindi adesso poi ad un altro episodio di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, dove viene riportato un messaggio del 13 marzo nella quale Di Francesco dice: poi non sono tanto convinto per la cosa del vecchio, vorrei quasi quasi tirarmi indietro. Per quale motivo questo accade? Perché qui si tratta sempre del famoso commercio di preziosi, dove Sibbio, come risulta dalle sue dichiarazioni, chiedeva Di Francesco un anticipo per poter acquistare questi preziosi, che Di Francesco, per motivi suoi personali, non versava mai al Sibbio, e quindi questa cosa rimaneva sempre in sospeso. Passiamo poi a quella intercettazione sempre telefonica, quindi a uno scambio di messaggi del 14 marzo 2017. Qui dimostrerebbe, secondo l'accusa, questo messaggio, la dipendenza gerarchica di Francesco e Pignataro al Sibbio. Ciò non è vero. Perché? Perché Di Francesco alle 15:59, qui il RIT è 1183/17, progressivi del 14-3 ovviamente, progressivi da 659 a 664, dove alle 15:59 Di Francesco afferma questo, sto andando, dopo un'ora, dopo una mezz'ora abbondante, Di Francesco manda un altro messaggio dove dice: ho qualcosa che mi sfugge, i punti importanti erano 4, i conti erano 4, il PAC, i conti, la macchina sua e poi il lavoro in genere, ma qualcosa mi manca. Quindi questo significa che questo messaggio qua non c'entra niente con Sibbio. È un messaggio a sé stante che riguarda non so quale questioni che c'erano tra Di Francesco e Pignataro. Perché quando lui dice vado a parlare col vecchio, questo messaggio lo scrive mezz'ora prima. Se fosse collegato a questa questione dei 4 punti importanti, era immediatamente fatto o immediatamente prima o immediatamente dopo. Poi il 17, il 15 e 17 marzo sempre ci stanno messaggi sempre tra Pignataro e Di Francesco, e anche il 17
dove però non si parla di Sibbio. Poi, importante, è questo del 18 marzo, dove in pratica la pubblica accusa tenta di poter ipotizzare un incontro con Esposito, tra Sibbio e Esposito. La tesi accusatoria è infondata, e adesso vi spiego anche il motivo, poiché, secondo che prendo un attimo di pazienza che trovo il messaggio. Ecco qua, scusate. Dunque, in pratica qui c'è questo scambio di messaggi da cui appunto si dovrebbe argomentare che ci dovrebbe essere un incontro al quale doveva partecipare il Sibbio e che veniva posticipato al giorno successivo. Non è vero questo. Perché se voi del Tribunale avete la pazienza di leggere questo messaggio, non è così come afferma l'accusa, perché qui c'è Di Francesco che scambia un messaggio con Bonti, il quale dice per le 6:30 oggi va bene, dice Bonti, 19:30 sarebbe meglio, se no domani, oggi devo fare dei giri. Puntini sospensivi, dai, li sposta a domani, ci vediamo alle 7. Quindi non è l'appuntamento spostato al giorno successivo, l'appuntamento è lo stesso giorno 18. Così lo dice. Risponde Di Francesco, come vuoi tu? Zio ci sta? Sì, alle 7, ma quel giorno, non il giorno successivo. Perché il giorno successivo? Perché il giorno successivo ci doveva essere questo Esposito per la pubblica accusa per dimostrare che c'era una certa connessione tra Sibbio e Esposito. Mentre non è vero, Sibbio non doveva andare il giorno dopo, quando si sono incontrati quando si sono incontrati sia Esposito che Papacci. Quindi questa è un'altra contraddizione della pubblica accusa che emerge dai messaggi, cioè con il tentativo strenuo di cercare di infilare il Sibbio in questa associazione per delinquere. Dopo quindi abbiamo il 18, abbiamo detto. Dopo il 18, comunque, dopo il 18 abbiamo degli incontri sempre secondo l'accusa, finalizzati al traffico della sostanza stupefacente, ma da nessuno di loro emerge con certezza che Sibbio sia coinvolto in questo traffico di sostanze stupefacenti. Dopo anche quelli del 21 marzo, parliamo quelli del 21 marzo e poi infine quello del 27 marzo, dove ci sarebbe stato l'incontro tra Di Francesco, Pignataro, Sibbio, Bonti e Sertori. L'incontro lo spiega il Bonti nelle sue dichiarazioni,
Sibio è andato lì per una questione di mera cortesia nei confronti della Sertori, perché doveva consegnare un pensiero, un presente, un regalo per la figlia di questa Sertori. Quindi non c'entra assolutamente niente questo incontro con la questione del traffico di stupefacenti. Del resto, su questo servizio di osservazione è stato sentito anche il maresciallo Romano, il quale non è sicuro, perché lui dice come se Sibio stesse gridando, invece era soltanto perché poi lui ha dichiarato di non aver riconosciuto nulla di quello che ha detto Sibio in questo monitoraggio del colloquio che avveniva tra loro. Non è riuscito a capire di che cosa stesse parlando, si sentiva solo una voce alta, punto e basta. Ma non che Sibio stava cercando di impartire ordini a queste persone. Poi arriviamo, perché se no lo dico tutto io, arriviamo al sequestro della droga, signor Presidente, signori del Tribunale, arriviamo al sequestro della droga. E qui, pure qui, non c'è assolutamente nessun elemento nei confronti del Sibio per quanto riguarda la partecipazione a questa operazione illecita di traffico di stupefacenti. Anzi, ci sono delle conversazioni ambientali, e mi fermo lì, poi completerà la discussione il collega Plaganica, che io vorrei porre all'attenzione del Tribunale, perché queste conversazioni ambientali, signor Presidente, dimostrano che Sibio e Bonti non c'entravano niente in questa, che non sono state riferite dall'accusa, perché l'accusa ha riferito altro e una parte di questi messaggi. C'è, ad esempio, questa conversazione che avviene all'interno di una autovettura Mercedes, perché Di Francesco aveva chiamato il Bonti presso una farmacia in Besi dell'Eur, dove era posizionata questa macchina, e dopo aver parlottato con il Bonti rientra e gli viene domandato a Di Francesco: alla fine non gli hai detto niente? Gli hai detto, Di Francesco? No, non gli ho detto niente, no. Questo è il giorno 29 marzo. La intercettazione ambientale, vi riporto il RIT, è 930/17 progressivo 1108. Quindi sta a significare questo che io non voglio, addirittura non voglio dare le colpe a Pignataro o a Di Francesco, ma questa cosa che dice Di Francesco, no, non gli ho detto niente, sta a significare che Bonti non c'entrava assolutamente niente e di conseguenza anche Sibio non c'entrava niente in questo sequestro di sostanza stupefacente. Poi dopo, sempre credo lo stesso giorno, il giorno 29, nella autovettura Panda erano insieme Sertori e Di Francesco. Viene intercettata questa conversazione ambientale. Dice no,
domani, come ha detto Ale, basta, pensiamo a st'altra cosa. Scusate il termine, sti cazzi di questi, e dai, sti cazzi davvero, ma davvero, andassero a quel paese. Pure questa è un'altra conversazione, le indico, è un'intercettazione ambientale, le indico il RIT 1181/17 del 29 marzo 2017, progressivo 490, dalla quale emerge che i Sibbio e Bonti non c'entravano assolutamente nulla con questo, non sapevano nulla di questo sequestro e non c'entravano assolutamente nulla nel sequestro dello stupefacente e delle armi. Pertanto io ritengo che la pubblica scusa non sia riuscita a raggiungere la prova della penale responsabilità del Sibbio in ordine a reati a lui ascritti e pertanto ritengo che lo stesso debba essere assolto da questi reati per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. E comunque, signor Presidente, per maggiore comodità per voi, quello che ho detto o volevo dire a difesa del Sibbio l'ho scritto in una piccola memoria che volevo depositare. E quindi concludo. Grazie Avvocato. La memoria la può dare... Sì, grazie. Presidente, mi scusi, io mi devo allontanare per andare a Piazzale Clodio. Lascio in sostituzione il collega Oscar Rossi. Perfetto, quindi Oscar Rossi per tutti coloro che sono stati sostituiti dall'Avvocato De Benedetto. Grazie, Presidente. Va bene, grazie Avvocato. Presidente, fate 3 minuti di pausa. Vuole 3 minuti di pausa? Io lo dico. Non sarebbe male, Avvocato, 3 minuti di pausa. Grazie.